Buonasera, bentrovati Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Weekend si è votato, ovviamente parleremo in questa prima parte di Primus Inter Pares di questo, di tante altre belle cose e nella seconda avremo ospite il sindaco di Padova, Sergio Giordani, quindi una puntata interessantissima. Il primo ospite lo saluto, lo ringrazio perché è da una vita che cerco di averlo ospite nella mia trasmissione, lui è molto impegnato perché poi vedrete, vi spiegherò il perché. È commissario regionale della Lega Alberto Stefani, è deputato, è sindaco di Borgorico. Aveva molte cariche da giovane perché è molto giovane, però prima di andare a parlare andiamo a conoscerlo in questa scheda di Denis Maran. Alberto Stefani nasce a Campo San Piero il 16 novembre 1992. Comincia la sua esperienza politica fin dalla scuola superiore. Dopo il diploma, ottenuto con il massimo dei voti al liceo scientifico Isaac Newton di Campo San Piero, diventa coordinatore provinciale del movimento giovanile della Lega. Alle elezioni amministrative del 2014, a nemmeno 22 anni, viene eletto come più giovane consigliere comunale a Borgorico, suo comune di residenza. Nel 2017 si laurea con lode in giurisprudenza all'Università di Padova. L'anno successivo viene candidato dal centrodestra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Vigonza. Viene eletto con oltre il 52% dei consensi, risultando il parlamentare più giovane di tutta la Lega. Nel corso del suo mandato porta avanti diverse battaglie. È il primo firmatario della proposta di legge che mira a tutelare gli studenti caregiver familiari, ossia ragazzi che si prendono cura di un familiare durante il percorso di studi superiori o universitari. Deposita poi interrogazioni parlamentari contro il cyberbullismo. Alle elezioni amministrative del 2019 viene eletto nuovo sindaco di Borgorico, diventando il più giovane sindaco del Veneto, uno dei più giovani d'Italia, nonché il primo sotto i 30 anni a ricoprire sia la carica di primo cittadino che quella di deputato. Come sindaco sceglie di rinunciare all'indennità per tutto il mandato e dimezza l'indennità della giunta destinando il risparmio a famiglie e anziani in difficoltà. Il 23 dicembre 2020 viene nominato da Matteo Salvini commissario regionale Veneto della Lega, dopo aver ricoperto lo stesso ruolo a Venezia e poi a Padova. Durante l'emergenza coronavirus si distingue per una forte campagna di sensibilizzazione sulla gravità dell'emergenza sanitaria e in seguito promuove in prima persona la cordata dei sindaci per la riapertura in sicurezza di saloni di acconciatori, centri estetici, bar e ristoranti e asili nido. Scrive inoltre una lettera all'allora Premier Conte per chiedere che venga data la possibilità alle famiglie con figli autistici di accedere a turno ai parchi pubblici. Tutto questo avendo 29 anni, mica male, no? È assolutamente un risultato importante. Abbiamo sto parlando di Alberto Stefani in questa scheda, poi parleremo degli altri. Dico, mica male a 29 anni avere già questo curriculum qui. Si può dire. È merito sicuramente del partito che mi ha dato questa possibilità sin da giovanissimo. Ho iniziato a fare politica da 14 anni. Anche di Stefani, dai. Poi nel paese, se ti fai conoscere, nel tuo comune, se ti fai apprezzare per la capacità di ascolto dei tuoi cittadini, per la capacità di dare risposte ai tuoi cittadini, questo ti permette di avere un consenso che poi ti porti avanti nel corso degli anni e sono assolutamente felice che poi questi risultati siano arrivati. Devo dire che pochi partiti come la Lega danno la possibilità ad un giovane, io sono partito a 14 anni a far politica. Fermo. Alberto, questa è un'intervista un po' particolare, non è come quelle solite che rompono, poi parleremo di tante cose della Lega, dei voti, però mi piacerebbe conoscere un po' di più Alberto Stefani. Quando nasce la voglia di far politica ad Alberto Stefani? Io iniziavo già durante il liceo, già mi impegnavo in politica, ho iniziato a 14 anni, 15 anni a partecipare al movimento giovanile della Lega, che è sempre stato un movimento molto florido. Lì sono cresciuto, nel corso del tempo poi sono diventato consigliere comunale praticamente al primo anno di università. E da lì è iniziata, diciamo, l'esperienza amministrativa, che è l'esperienza più bella che una persona che fa politica può vivere. Alberto Stefani, come nasce l'idea di andare in quel movimento, esempio, perché non nell'altro movimento? Un ragazzo giovane, visto che lei è giovane, come nasce il concetto di dire vado con la Lega invece che andare col PD, faccio un esempio, con Forza Italia, che ne so, perché nasce proprio con la Lega? Per via proprio del territorio, della Lega che vuole proprio la gente del posto, per quale motivo? La Lega è l'unico partito, era ed è l'unico partito
che dà una prospettiva e dà una visione di società di quello che può succedere nei prossimi 20, 30, 40 anni, e questo è un partito che entusiasma tanti giovani proprio per questo motivo. Ha dei punti chiari in materia di immigrazione, in materia di famiglia, nei temi etici, nel federalismo, nell'autonomia, quindi nel buon governo dei territori, della buona amministrazione. Sono tutte queste componenti che portano un ragazzo ad entrare in politica e a dire la propria. Io credo che un partito si misuri anche su questo, e tanti giovani amministratori che da qualche giorno sono entrati provano le stesse emozioni, provano lo stesso interesse. E il sogno di Alberto Stefani nel futuro quale sarà, sotto l'aspetto politico intendo? Ma io non ho particolari sogni sotto l'aspetto politico, il sogno è quello di continuare sicuramente a rappresentare la mia gente, rappresentare la mia comunità, e quindi credo che assolutamente questo sia positivo. Ho la strana sensazione così è che Alberto Stefani diventerà molto importante a livello politico, al di là che se lo merita. Va bene, ritorniamo invece a parlare di cose che sono successe. La Lega nel Veneto stravince. La prima domanda è: Alberto, vince? Molti sindaci vincono perché nel Veneto ovviamente la Lega è radicata e perché c'è Zaia? In Veneto la Lega vince, sicuramente influenzata anche da un'ottima amministrazione regionale, sicuramente influenzata anche da un'ottima amministrazione locale, perché lo dobbiamo dire, la vera forza di questo partito sono i sindaci, gli amministratori, i consiglieri, gli assessori, tutti coloro che ogni giorno si svegliano e danno qualcosa di positivo alla comunità. La Lega ha dimostrato che dove c'è un sindaco della Lega, quel sindaco della Lega viene rieletto e riconfermato. 8 su 8 sindaci ricandidati, 8 su 8 sindaci riconfermati. Qui in Veneto è un orgoglio di questo movimento, e 21 nuovi sindaci siamo riusciti ad acquisire proprio in questa recentissima tornata amministrativa. Stiamo parlando di amministrazioni che prima non avevano il colore politico della Lega e che quindi non hanno mai avuto, pensiamo a Chioggia per esempio. Chioggia, poi andiamo qui, qui vicino, andiamo a Noventa, andiamo qui vicino un paio d'anni fa a Cadoneghe, dove era governato dal PD da una vita, e la Lega ha fatto man bassa. Sì, abbiamo ottenuto dei risultati straordinari. Chioggia era davvero una vittoria su cui nessuno scommetteva. Avevo sentito negli ultimi giorni la sensazione che si poteva vincere, mai avrei pensato di vincere col 57% con il nostro candidato sindaco della Lega, Mauro Armelao, e una squadra che per la maggioranza è leghista, e quindi un risultato clamoroso in una città che ha una tendenza a sinistra che tutti conoscono. Che poi tra l'altro ha 50.000 abitanti. Che ha 50.000 abitanti, quindi una città molto grande, una città con degli interessi economici e commerciali importanti, e che rappresenta davvero un risultato storico per il nostro movimento qui in Veneto. Ecco, senta Stefano, una delle cose che credo vergognose, e qui la politica deve fare mea culpa, è che non può per le amministrative avere questa tornata un'affluenza del 47-48, parlo a livello nazionale, in città importanti, Milano, Roma, lo trovo davvero una cosa, perché io posso capire per le europee, anche se non lo giustifico, però per le amministrative il sindaco della tua città, che è quello che governa, è quello che se tu hai un problema vai a parlare direttamente, poi lei è il sindaco e quindi sa benissimo, che vada così poca gente, lo trovo una cosa allucinante. La disaffezione è un tema assolutamente rilevante che va studiato, va esaminato, dobbiamo fare una profonda riflessione, ma dobbiamo guardare anche l'aspetto positivo da politici, nel senso che tutta quella componente che non ha votato, se qualcuno nel corso delle prossime tornate amministrative sarà in grado di intercettarla, quella componente è la componente che farà vincere le elezioni amministrative. Quindi io credo che i partiti debbano interrogarsi su questo, capire come mai tante persone non sono andate a votare, ma soprattutto capire cosa vogliono queste persone dalla politica. Politica è interpretazione delle esigenze della cittadinanza, e quindi chi saprà meglio interpretare le esigenze di chi non è andato a votare questa volta e saprà portarli al voto la prossima volta vincerà le prossime elezioni amministrative.
Lei si è fatto un'idea perché la Città non è andata questa volta? È solo disaffezione? Può aver inciso il Covid? Le chiedo. Sicuramente un po', secondo me, ha inciso anche la questione pandemica. Credo anche che in alcuni casi dei risultati scontati abbiano un po' creato una scarsa affluenza, non tanto per disaffezione, ma tanto per forse un'estrema sicurezza del risultato. Credo anche che questa situazione pandemica abbia anche un po' allontanato la politica dalle piazze, dai territori, cosa che noi abbiamo continuato a fare nei limiti del possibile, ma sicuramente non come prima, perché per le restrizioni non si poteva fare. Però quello influisce, perché quando vai nei territori incontri le persone al bar, al ristorante, nelle piazze, nei grandi centri civici, riesci a creare quel clima di affezione tra la politica e la cittadinanza che poi ti porta a ottenere dei grandi risultati. Ovviamente magari può essere, magari metto tra le varie ipotesi o d'alibi, che non essendoci state feste in questi 2 anni, ovviamente per il motivo pandemico, festa dell'unità, festa della Lega, festa di Forza Italia, tutte le feste, i ritrovi nei ristoranti, questo magari può aver inciso, Nico. Diciamo che più in generale, questo è un discorso molto interessante secondo me, il Covid ha creato delle difficoltà soprattutto ai partiti che hanno nel proprio DNA il contatto con il territorio, il contatto con la gente, era normale e questo anche la Lega un po' l'ha pagato, è normale, no? Un partito che si basa proprio sul contatto umano, sulla piazza, sulla capacità di far gazebo dei propri militanti, che ringrazio sempre perché anche durante la raccolta firme per il referendum della giustizia hanno dimostrato davvero una passione e un impegno incredibile anche a Ferragosto sotto il sole, sotto il caldo, e quindi noi abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili. È chiaro che stiamo parlando di una situazione non assolutamente normale e abbiamo fatto tutto il possibile per raggiungere questo risultato. Credo che qui in Veneto i risultati si siano visti, poi dal punto di vista dell'affluenza si può fare ancora meglio, la prossima volta magari non vinciamo soltanto dell'80%, vinciamo anche del 90%. Qui in Veneto manca solo l'autonomia, dove c'è stato fatto un referendum e non l'abbiamo ancora raggiunta, se vogliamo guardare questo lato qui. Il tema dell'autonomia è il tema centrale, ancora oggi il voto dimostra che comunque i cittadini veneti hanno capito che l'unico partito che ha posto la questione dell'autonomia in regione e a livello nazionale è la Lega. Senza la Lega non si parlerebbe di autonomia, non si sarebbe mai celebrato un referendum, nessuna forza politica parlerebbe di autonomia a Roma. Ricordiamo che fino a qualche mese fa c'era un Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente Conte, che addirittura immaginava di rivedere in senso restrittivo per le regioni il titolo quinto della Costituzione, e credo che sia qualcosa di assolutamente antistorico, ma soprattutto anti-europeo, visto che in tutti i paesi moderni si va verso un decentramento delle competenze amministrative, quindi un maggior federalismo, maggiore autonomia dei territori. La Lega è l'unico partito che lo pone, è chiaro, è una sfida difficile, soprattutto in un governo con questa composizione. È anche vero che però dei risultati cominciano a vedersi anche nei sedi di commissione. Nella nota di aggiornamento al DEF c'è un collegato anche in materia di autonomia, si comincia a fare anche questo tipo di pressing che è assolutamente fondamentale. Chiaro che con un governo di centrodestra tutto questo sarebbe molto più facile. Certo. Ritorniamo alla Lega, Stefani. Quando un partito raggiunge un grande successo, la storia dice questo, all'interno del partito ci sono dei dissidenti. Semplifico, la Lega ha Salvini che ha una linea abbastanza di destra più che di centrodestra, e c'è Giorgetti che è un po' più filogovernativo, che è un po' più centrista, e fra loro due non è che si amano alla follia. Sono le prime crepe di un partito che potrebbe avere problemi? Assolutamente no, Salvini e Giorgetti hanno sempre dimostrato di mettere prima il partito e poi tutto il resto. In ogni caso si tratta di una dialettica interna ad un movimento che non ha alcun tipo di divisione. Sembra molto forte come dialettica. Però. È molto ricostruita dai giornali, lo posso assicurare perché ho modo di conoscere da vicino quelle che sono le dinamiche interne, e è molto ricostruita dai giornali, i fatti lo dimostrano. La Lega è un partito che ha sempre visto nella sua unione il punto di forza, la capacità di far sintesi di un segretario federale che, ricordo, ha portato la Lega dal 3,5% ad oltre il 30%, adesso ci attestiamo a livello nazionale intorno al 20%, vuol dire che al nord siamo oltre il 30%, in alcuni casi il 40%, quindi risultati importantissimi, dimostrazione di una figura politica che ha saputo dare una nuova vita ad un partito che era fondamentalmente verso
una triste fine e che ha saputo tener duro in un momento di grande difficoltà. Quindi io credo che Matteo Salvini abbia fatto qualcosa che a livello politico si possa definire come un miracolo politico, che ha avuto sicuramente nei militanti della Lega una forza importante perché hanno dimostrato di tenere duro in un momento difficile, che sicuramente è influenzato positivamente anche dalla grande capacità dei nostri sindaci amministratori e dei nostri presidenti di regione, che hanno dimostrato grande competenza nell'affrontare la pandemia, e quindi è il partito del buon governo. No, le faccio questa domanda perché magari vedo che in certi ragionamenti a livello da Roma, parlo da Roma, perché la Lega bisognerebbe dividerla, Alberto, scusa, bisognerebbe dividerla nel Veneto e nel resto dell'Italia. Nel Veneto la Lega è qualcosa di straordinario, con il presidente della regione Zaia, che è amatissimo, il più amato d'Italia, e non è casuale, dove ci sono delle persone da marcato, a lei stesso, giovani che stanno facendo un lavoro straordinario con un successo straordinario. Poi mi accorgo a livello nazionale che fanno una campagna elettorale dove il Salvini posta sui social delle foto che la piazza è strapiena e mette quello del PD, dico il PD è mezza vuota, mette le altre, poi ti accorgi che vanno a votare e prendono, insomma, qualche problemino l'ha avuto a livello nazionale. Allora mi chiedo dove sta la verità. La verità sta solo in Veneto e nell'altra parte d'Italia, perché bisogna riconoscere che a Roma, a Milano, in tante altre città importanti, la Lega ha preso una batosta, insomma, da quello che il sentore era. Ma andrebbe vista in maniera un po' diversa, secondo me. Innanzitutto sgombriamo il campo dal fatto che in Veneto i risultati non siano anche di Matteo Salvini. Io credo che sia per i motivi che ho detto poc'anzi, sia per il fatto che comunque Matteo Salvini è sempre stato presente sul territorio. Anche... È vero, però credo che siete stati bravi voi. Ma noi siamo bravi, perché le persone del territorio, bravo Zaia, bravo Stefani, bravo Marcato, bravo Lanzarini, bravi tutti voi che avete creato davvero qualcosa di straordinario. E bisogna dare anche meriti a uno. Sì, ma la dicotomia che si vuole creare tra zaiani e salviniani è pura invenzione. Io lo so per certo, io stesso ho ottimi rapporti, insomma i giornalisti ormai lo sanno, sia con il presidente Zaia sia con il segretario federale Matteo Salvini. I risultati sono di tutti, credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro, ringrazio anche Salvini che è venuto sul territorio, in tutti i comuni in cui è venuto abbiamo praticamente stravinto, e quindi credo che questi siano risultati. Giusto, io parlavo a livello nazionale. Poi a livello nazionale bisogna anche vederla in questo modo. Io credo che a Torino in ballottaggio non ci arrivavamo forse da anni, forse non so neanche se mai ci siamo andati in maniera così consistente, e quindi per la prima volta abbiamo un candidato con una forte trazione Lega che è arrivato al ballottaggio. A Roma comunque ce la giochiamo con gli altri candidati, a Trieste probabilmente vinceremo fra 15 giorni, a Novara abbiamo stravinto col 70%, nei piccoli comuni il centrodestra ha vinto praticamente dappertutto, anche in comuni che diciamo non sono neanche piccoli, perché adesso guardiamo Milano, Roma e Torino, però Chioggia, lo dicevamo prima, ha 50.000 abitanti, non è un comune piccolo, ed è un risultato assolutamente... Stefano, il Veneto volevo togliere perché abbiamo già detto anche Latina abbiamo vinto, voglio dire che non era sicuramente... No, ma pensavo che nelle grandi città che la Lega, con tutto il movimento, con tutte ovviamente gli spostamenti che ha fatto Salvini, avesse, visto che l'aria tirava più da quella parte, pensavo che a livello nazionale avesse più successo. Diciamo che scegliendo i candidati per tempo, scegliendo non solo un candidato civico sindaco, ma una squadra di talenti, di competenze, di professionalità da mettere in campo, credo che il centrodestra possa essere vincente nelle prossime tornate amministrative. Impariamo magari da qualche errore che possiamo aver compiuto come centrodestra, ma guardiamo avanti con fiducia e con coraggio al futuro. Ecco, lei crede, Stefani, che il centrodestra, il centro sia Berlusconi e un po' più a destra ci sia Salvini e la Meloni, o è convinto davvero che anche Salvini e la Meloni facciano parte del centro? Perché mi sembra di capire che il centro è una linea e un po' più in là della linea c'è Salvini e c'è la Meloni. E forse un po' più là della linea non è un po' troppo che fa perdere l'amore alla gente? È una domanda ovviamente questa.
Ma io vedo che in realtà la Lega ha delle grandi potenzialità di essere l'elemento aggregatore, capace di aggregare intorno a candidature politiche o anche civiche anche quel mondo centrista o civico che normalmente magari non vota Lega, non vota Fratelli d'Italia, non vota Forza Italia, e sono tanti. Noi dobbiamo essere in grado di intercettare queste persone con programmi credibili, con figure di alto spessore, con una coalizione allargata. Sia a Padova che a Verona apriremo un cantiere di centrodestra, parlando con tutto il centrodestra, perché è qui che possiamo avere la chiave di volta per vincere nelle grandi città. Così dobbiamo fare in tutte le grandi città. I dati dimostrano che dove il centrodestra è unito, dove c'è un allargamento anche a queste componenti, i risultati arrivano e ci sono dei buoni risultati. Non trovi felice l'uscita di Berlusconi quando dice la Meloni-Salvini, Presidente del Consiglio, impossibile? Non trovo un po' felice? Lui stesso ha dichiarato, deve essere unito, insomma. Lui stesso ha dichiarato che quell'intervista in realtà non l'ha mai fatta e che quelle non sono sue dichiarazioni, quindi io credo alle parole di Silvio Berlusconi. No, beh, sicuramente è uscita in maniera prepotente sui giornali. Sì, però lui stesso ha smentito poi quell'intervista dicendo che lui non aveva mai dichiarato e non aveva mai fatto quelle dichiarazioni. Secondo lei a livello nazionale domani sarà il Presidente del Consiglio chi avrà più voti tra i tre, e quindi o Salvini o la Meloni? Sicuramente Berlusconi non mi sembra che sia uno di questi, si gioca tra loro due la possibilità, ed è giusto che lo facciano uno dei due, il Presidente del Consiglio ovviamente nelle prossime elezioni, dove tanto confida lo stesso Salvini, che ha detto puntiamo tutto a quelle elezioni lì. Ma questa è sempre stata la regola interna al centrodestra e quindi credo che valga ancora. In ogni caso noi dobbiamo più guardare adesso al risultato del centrodestra. La gente fuori ci dice di andare a governare questo paese, e ce lo dice soprattutto nelle periferie, nei piccoli paesi, nei quartieri delle grandi città. Ci chiedono di andare a governare, ci chiedono risposte, ci chiedono riduzione della pressione fiscale, ci chiedono taglio al cuneo fiscale sul lavoro, ci chiedono assolutamente più sicurezza, meno sbarchi, e tutte queste cose si fanno soltanto se si va al governo. È inutile star lì a parlare a vanvera, c'è la necessità di incidere dall'interno del governo, se no restiamo eternamente all'opposizione. Ma adesso è all'interno del governo? Noi abbiamo fatto questa scelta di entrare all'interno del governo, qualcun altro magari non l'ha fatta, noi abbiamo scelto di incidere lavorando da dentro. È più facile star fuori delle volte? Diciamo che è molto più facile star fuori anche per fini elettorali, però è anche vero che a lungo termine, se stai all'interno di un governo e dimostri di portare a casa dei risultati, poi la gente ti premia. È chiaro che questo è un governo molto difficile, stiamo parlando di un momento storico che nessuno si aspettava e che non era assolutamente prevedibile nemmeno 2 anni fa. La Lega sta facendo la sua parte in maniera molto responsabile, sta dimostrando competenza, sta portando all'interno dei ministeri professionalità. È una situazione sicuramente più difficile rispetto a quella di star fuori, però noi siamo il partito dei territori, siamo il partito del buon governo, della buona amministrazione, e dobbiamo incidere in questo senso. Pubblicità.